Ciao, sono Ale Pittoni e questa è la storia pazzesca di Luxottica e del suo fondatore Leonardo Del Vecchio. 1961, Agordo, provincia di Belluno. Del Vecchio trasforma una piccola bottega in Luxottica. Con 14 dipendenti produce minuterie metalliche e semilavorati per le occhialerie. Del Vecchio ha 26 anni e non arriva da una famiglia comoda. Finisce in collegio da giovanissimo per povertà. Nonostante questo coltiva una passione inaspettata per il design ed è proprio questa la ricetta che lo renderà pericoloso. Non vuole produrre solo un pezzo dell'occhiale, vuole produrre l'occhiale intero. Alla fine degli anni 60 Luxottica è ancora soprattutto un'officina conto terzi, ma nel 1967 cambia passo. Inizia a produrre occhiali completi e a venderli con il proprio marchio. 1971 è il punto di non ritorno. Del Vecchio dice basta alla produzione conto terzi e presenta la prima collezione Luxottica al Mido di Milano. Funziona e qui nasce il suo vero superpotere, l'integrazione verticale. Tradotto, se vuoi essere libero, devi controllare ogni anello della catena. Nel 1974 Luxottica compra il distributore torinese Scarrone e non è solo un passaggio tecnico, Luxottica sta diventando una macchina che porta l'occhiale dal disegno alla vetrina. Nel 1988 arriva la svolta culturale. Luxottica firma la licenza con Giorgio Armani. Da qui in poi l'occhiale non si compra più soltanto per correggere un difetto visivo, si compra per comunicare chi sei. Nel 1990 Luxottica si quota alla borsa di New York. Da lì parte la fase impero. Del Vecchio non compra solamente marchi, compra accesso al consumatore e nell'ordine acquista. Nel 1995 la catena americana LensCrafters e poi i brand Persol e Vogue Eyewear. Nel 1999 compra Ray-Ban da Bausch Lomb e lo rilancia con successo. Nel 2001 è il turno di Sunglass Hut. Conclude tutto nel 2007 acquistando il brand Oakley. Nel 2018 arriva la fusione con la francese Essilor e nasce il gruppo Essilor Luxottica, un mega colosso che unisce lenti, montature e retail. Nel 2025 la società arriva ad una capitalizzazione di borsa di 140 miliardi di euro. Ma per uno come Del Vecchio questo non basta. Nel 2021 arrivano i Ray-Ban Stories, primo passo degli smart glasses. Nel maggio 2022 Del Vecchio incontra Mark Zuckerberg a Milano. È una foto simbolo, iconica, tra industria di money e industria di social, da cui nasceranno i Ray-Ban Meta. 27 giugno 2022. Leonardo Del Vecchio muore al San Raffaele di Milano. Quel giorno però non muore soltanto un imprenditore ricchissimo, il secondo uomo più ricco d'Italia. Muore un ragazzo partito dal niente, senza soldi, senza network, che ha costruito un'azienda capace di cambiare il modo in cui l'essere umano concepisce l'occhiale. E Luxottica? Luxottica resta lì, ormai è un gigante mondiale, conosciuta in tutto il mondo, luminosissima Veneto Icon.